Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dalla casa di cura degli orrori. A San Donà di Piave una vicenda sconvolgente, i malati picchiati, torturati, vessati con i piedi e le mani legate da aguzzini che sono stati fortunatamente arrestati. Vediamo il servizio della nostra inviata Ilaria Marchiori. 4 operatori sociosanitari che prestavano servizio nella casa di riposo monumento ai caduti in guerra di San Donà di Piave sono stati arrestati all'alba dai carabinieri. Sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno degli anziani ospiti della struttura. 2 sono stati portati in carcere, 2 sono gli arresti domiciliari, ma non è tutto. Nell'ambito della stessa indagine, lo scorso novembre i militari avevano eseguito un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro indagato, un operatore sociosanitario della stessa struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. Una vicenda che ha visto anche la collaborazione dell'US4 e dell'amministrazione. Noi eravamo a conoscenza delle indagini, abbiamo collaborato con l'autorità e con la direzione della struttura che si era attivata. Chiaramente i nostri controlli sono periodici e continueranno, perché anche questo permette di evidenziare rapidamente eventuali situazioni anomale. La nostra indignazione nei confronti di queste persone che si sono macchiate di questi reati è assolutamente necessaria e auspichiamo insomma che queste persone non abbiano più avere nulla a che fare con persone in situazione di bisogno. Da una parte ci dovranno essere anche delle prese di posizione, delle indagini rivolte dalla stessa azienda nei confronti di responsabili per capire come è potuto accadere. E dall'altra però ci tengo anche a esprimere gratitudine per tutti quegli operatori che ogni giorno con passione e dedizione si prendono cura dei nostri anziani. In ogni caso il Comune si riserverà certo anche di costituirsi parte civile per, tra le altre cose, oltre la sofferenza, anche il danno d'immagine che è stato provocato. Le indagini iniziate lo scorso ottobre hanno visto anche la collaborazione della struttura coinvolta. Tutto è avvenuto a galla con l'operazione di riorganizzazione interna che abbiamo inteso apportare durante l'estate e da lì sono arrivate le prime segnalazioni, i primi sentori. Gli indizi raccolti hanno permesso ai militari di acquisire un solido quadro indiziario a carico degli indagati, anche attraverso file audio e video dei continui maltrattamenti che subivano gli anziani, sia fisici che psicologici. I dipendenti della struttura, coinvolti a vario titolo nell'indagine, sono 9. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto, perché qui si prospetta anche un'accusa di omicidio, stupri e botte nella casa di riposo degli orrori di San Donà di Piave, morta l'anziana che disse mi picchiano. È un'anziana che aveva riportato lesioni e che potrebbe essere deceduta a causa di quel che le hanno fatto. E allora ci chiediamo quanti altri anziani ci sono maltrattati, perseguitati fisicamente e anche psicologicamente, perché si tratta di minacce continue, di intimidazioni, di insulti. Ieri sera abbiamo mostrato a Focus le immagini di altri casi riprese dalle telecamere, delle scene agghiaccianti, anziani legati ai letti, buttati da un letto all'altro come se fossero spazzatura, picchiati, minacciati, insultati. Quanti altri anziani sono nelle grinfie di questi carnefici, di questi aguzzini? Ce lo chiediamo e dobbiamo chiedercelo nel momento in cui si parla di case di cura per quanto riguarda le rette che sono aumentate, sono diventate rette astronomiche. Questo è un grosso problema per le famiglie, ma soprattutto bisogna evitare che possano esserci altri maltrattamenti e anche altri omicidi se questa anziana di San Donà di Piave dovesse essere deceduta in seguito alle lesioni riportate. E la cosa davvero sconvolgente è che tra questi arrestati ce n'era uno che era già stato arrestato, processato e condannato per lo stesso reato. Ma c'è un filtro nelle assunzioni di questo personale che si dice abbiamo bisogno, dicono le case di cura, abbiamo bisogno di personale qualificato, ma non lo troviamo.
Ma si può prendere il primo che passa e soprattutto un pregiudicato, un condannato per gli stessi reati, che poi violenta, che poi abusa sessualmente di povere donne inermi che sono in queste case di cura? Mettiamo le telecamere alla faccia della privacy, mettiamo le telecamere e cerchiamo di individuare in maniera facile e in maniera puntuale chi dovesse arrivare a tanto. Ancora una volta. Vediamo cosa ha detto tra l'altro anche sulle aggressioni al personale sanitario. Questo è un altro problema. Il direttore generale della ULSS Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Vediamo. Chiediamo un'estensione dell'orario rispetto all'attuale nei presidi di Treviso e di Conegliano, in modo tale da coprire più ore. Allungamento dell'orario fino alle 20 per il posto di polizia al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso, ancora in corso di valutazione quello per l'ospedale di Conegliano. L'incontro sulla sicurezza tenutosi in prefettura si è concluso con l'accoglimento della richiesta dei vertici dell'ULSS 2 a fronte del crescente fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. 480 gli episodi nel 2022, una ventina dei quali di violenza fisica, gli altri di aggressioni verbali, di qui la richiesta di potenziare la presenza della polizia al pronto soccorso. Di fatto l'80% delle aggressioni al personale avviene in pronto soccorso. Nervosismo, stanchezza dopo 3 anni difficilissimi per la sanità talvolta portano ad un crescendo di tensioni, specie al pronto soccorso, dove i pazienti attendono spesso per molte ore, ma, continua il direttore generale, è importante che le persone comprendano il lavoro dei sanitari. Chi può chiudere poi il percorso è sempre il medico del pronto soccorso, per cui magari una persona entra e viene vista dopo un'ora e dopo deve aspettare 3-4 ore per avere ovviamente l'esito di esami del sangue o di esami specialistici, per cui chiediamo appunto di comprendere, perché non dipende solo dal medico del pronto soccorso, dipende da una rete che deve dare delle risposte cliniche strumentali e tali da poter dire mando a casa la persona perché non ha niente oppure la ricovero. E quindi vedete le due facce della stessa medaglia: da un lato un personale sanitario che si accanisce sui pazienti e dall'altro spesso parenti di pazienti che aggrediscono medici e infermieri negli ospedali. E su questo c'è stato un vertice in prefettura questa mattina. Sentiamo cosa ci dice Filippo Fois. Sì, buongiorno da Venezia, siamo in prefettura dove si è appena concluso un incontro con il prefetto Michele Di Bari, a cui hanno partecipato le forze dell'ordine e anche il direttore generale del ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contaldo, che si è fermato con noi, il quale ringraziamo per la sua disponibilità. Si parla di un rafforzamento delle forze dell'ordine negli ospedali dell'ULSS 3 Serenissima. Sì, le ultime indicazioni che arrivano dal Ministero degli Interni sono in questa direzione e la novità potrebbe essere che durante l'estate viene rafforzata la presenza delle forze dell'ordine sull'ospedale di Chioggia e questo per noi è una cosa importante. La situazione adesso, direttore, cioè ci sono molte aggressioni negli ospedali dell'ULSS 3? Ma è un fenomeno che è latente, è lì, è presente. A volte in situazioni meno critiche, a volte esplode in situazioni a volte anche drammatiche. Abbiamo assistito ad episodi anche molto violenti. È un fenomeno che va conosciuto e quindi anche la formazione in questo serve e va governato. E lavorando insieme con le forze dell'ordine tutte, noi auspichiamo che questo lavoro venga condotto con serenità di tutti e soprattutto nell'interesse sia dell'utente ma anche dei nostri lavoratori, dei nostri infermieri e medici. È pericoloso lavorare in ospedale. Ma io direi che chi sceglie di fare il medico, l'infermiere lo fa anche per una scelta di vita e quindi il rischio in ospedale sono diversi, sono molteplici. Anche il rapporto con le persone a volte può essere un rischio, ma come per noi anche per le forze dell'ordine, per i vigili. C'è stata una recrudescenza però di questo fenomeno, medici che sono stati aggrediti anche per strada. Lei si è domandato per quale motivo, cosa stia cambiando? Il Covid in certi casi ha esasperato il rapporto. Tolta la prima fase dove tutti gli infermieri e i medici erano angeli, poi le cose sono un tantinino cambiate e il rapporto con
con i medici, ma con la sanità in generale si è un tantinino complicato, mettiamolo così. Non riguarda la sua azienda sanitaria perché siamo nello squadro, però non posso non chiederle un commento su quello che è accaduto nella casa di riposo di San Donà di Piave. Ma guardi, io non conosco i fatti, posso semplicemente esprimere un mio atteggiamento. Le persone più fragili devono essere comunque rispettate. Noi dobbiamo, è il nostro compito come gestori di questi servizi, abbiamo il dovere assoluto di creare i presupposti affinché le persone più fragili e più deboli trovino attenzione e rispetto. Altri comportamenti non sono neanche degni del genere umano. Grazie Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulstra Serenissima, e dalla Prefettura di Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo. È ovviamente un problema quello dei sanitari che vengono pestati, però è ancora più grave quello degli anziani che vengono picchiati selvaggiamente, minacciati. A San Donà di Piave sono stati minacciati di essere buttati dalla finestra e li lanciavano da un letto all'altro, per non parlare poi degli abusi sessuali. Sulla rete ci sono tante immagini shock dei maltrattamenti. Sentiamone. Lisciato e nascendo la solda, a me non me ne frega niente. Ora, da così si sta. Scenda, me ascolto. Non c'è niente da ascoltare. Niente. Come niente? Io ho fatto la cacca e sono... E si sta con la cacca. E questo era un video di fanpage che raccontava le sevizie subite da malati in una casa di cura di Catania. C'è stata un'inchiesta a grado con condanne, ci sono ogni giorno notizie e quindi bisogna mettere le telecamere sia per controllare le case di cura sia per controllare gli ospedali e individuare chi picchia il personale sanitario. Ci colleghiamo adesso con Sharon Di Carlo perché questa mattina c'è stata una violenta grandinata, quindi ulteriori danni per l'agricoltura in una fase di drammatica siccità. Te la linea, Sharon. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. L'ho anticipato lei, questa mattina verso le 9 c'è stata una vera e propria tempesta di ghiaccio che ha colpito alcune zone del Trevigiano. Noi adesso siamo a Ponzano Veneto ma anche Povegliano, Montebelluna fino a Volpago del Montello. 30 minuti di ghiaccio, di grandine che hanno causato come sempre diversi danni all'agricoltura del territorio. Noi siamo venuti qui in uno dei campi coltivati di kiwi del Trevigiano, esattamente a Ponzano Veneto, e siamo in compagnia di Michele Favaro che è assessore all'agricoltura di Ponzano ma anche agricoltore e produttore, per raccontarvi da vicino quello che è successo. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo questa mattina? Questa mattina ci siamo alzati col sole e purtroppo dopo, verso le 9, è arrivato un temporale. Mai nessuno avrebbe pensato che arrivasse una grandinata di questo genere, non tanto grossa ma molto fitta, che ha fatto dello spessore anche per terra, sembrava una nevicata. Il problema grosso è i germogli. Alla fine di questo, se adesso soprattutto si abbassa le temperature perché è arrivata un po' di neve nelle colline, succederà l'abbassamento delle temperature. Dunque il problema diventa sul germoglio, che il germoglio potrebbe essere non avere danni in questo momento, ma da domani potrebbe essere un 100% di danno. Quindi la produzione potrebbe essere buttata, possiamo dire così, al 100%, cioè lo vedremo nei prossimi giorni? Questo dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi giorni, perché adesso questo è un momento molto delicato che è quello del germoglio. C'era la gemma cotenosa, adesso c'è il germoglio è già partito e dunque è una fase delicata. Se parte il germoglio parte il frutto e potrebbe essere un danno al 100%. Anche perché arriviamo da un momento già molto delicato, siccità, ora grandine. Cioè è un momento delicato, ma non solo siccità e ora grandine, è da 3 anni, 4 a questa parte. Prima una gran gelata che ha portato via tutto il raccolto, poi è arrivato l'anno scorso una bella grandinata sulla fioritura dove le reti erano aperte
per far passare le api, per fare l'impollinazione, e ora comincia questo discorso. Il problema grosso qual è? Sono le assicurazioni. Ci dicono: ma c'è l'assicurazione, potete assicurarvi. No, non è vero, perché noi alla fine stiamo cercando di assicurare e non sono ancora aperti i bandi, anzi oggi è aperto il bando, l'hanno aperto oggi, però se si avesse il 3 marzo, come le Generali aveva detto che si poteva assicurare per la grandine, per le gelate, ci sono 12 giorni di copertura prima di andare a essere coperti. Oggi siamo il 15 e saremo tutti quanti belli tranquilli, perlomeno per salvare il salvabile, il reddito delle aziende. Io non parlo solo per la mia azienda, ma come assessore all'agricoltura parlo per le aziende agricole del territorio, che bisogna tutelarle. Allora dobbiamo aprire i bandi prima, non possiamo aspettare a luglio per avere le gelate. Le gelate sono questo periodo. Un tema questo molto delicato. Grazie a Michele Direttore. Noi ci spostiamo un pochino più in là per andare a vedere da vicino la gemma, perché ne abbiamo parlato tanto. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Ci faccio vedere da vicino la gemma. Allora, ci tengo intanto a avvisarvi che volevo farvi vedere la gemma perché ci troviamo con i collegi sindacali che comunque dicono che è presto. In realtà invece questa è una gemma cotenosa che sta germogliando. Fra 8 giorni, 7, si inizierà a vedere un bel germoglio che si allunga di 5-10 centimetri, quindi si vede la fogliolina, il fiorellino che andrà a fiorire verso i primi di maggio. Se non ci sono stati danni. Se non ci sono stati danni, altrimenti forse si vede solo la fogliolina che diventa vuota senza fiori. Ma ci racconti bene come germoglia il frutto del kiwi? Germoglia che adesso è iniziale con la gemma cotonosa che sta diventando germoglio. Fra circa 8 giorni si vedrà il germoglio già di 5-10 centimetri e poi il fiorellino che va a fiorire verso i primi di maggio, che poi si ingrossa col tempo fino alla raccolta di fine ottobre circa. Grazie mille Roberto. Direttore, da Ponzano Veneto è tutto, io le restituisco la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo e ai suoi ospiti. È l'effetto dei cambiamenti climatici, no? La tropicalizzazione con ondate di bombe d'acqua e poi improvvisamente la siccità e poi si torna all'acqua. Insomma, è davvero dei cambiamenti che stravolgono le nostre vite, e il presidente Zaia ha varato l'ordinanza anti-siccità che non prevede per ora il razionamento dell'acqua, ma una serie di indicazioni contro lo spreco di una risorsa che sta diventando sempre più preziosa. Sentiamo. L'ordinanza la firmerò, se non stasera, domani. È già scritta. Ovviamente siamo in un livello di allerta lieve, non siamo ancora in un livello di allerta che mi permette di firmare un'ordinanza imponendo dei razionamenti. Non lo vorrei mai fare, spero che piova. Però comincia a esserci un'ordinanza, vi anticipo già, che dà delle indicazioni. Siccità, pronta l'ordinanza regionale che al momento non razionerà ancora l'uso dell'acqua, ma darà una serie di indicazioni ai cittadini e alle istituzioni per non sprecare l'acqua. Tanto per dire l'irrigazione dei giardini piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua che sta lì a continuare a sprecare acqua quando si potrebbe magari chiudere con una saracinesca, con una valvola, evitando lo spreco dell'acqua. Sul fronte delle perdite della rete idrica di Irrigua denunciate dal Codacons con un esposto alla Corte dei Conti, Zaia auspica un nuovo piano infrastrutturale. Questo induce a pensare a un piano vero, io l'ho chiamato piano Marshall, di infrastrutturazione nuova, magari più vicina all'aridocoltura, quello che usano in Israele, e quindi micro irrigazioni a goccia piuttosto che grandi reti di scorrimento che perdono tanta acqua. Intanto si continua a discutere di un piano a medio e lungo termine per raccogliere ed immagazzinare l'acqua piovana in grandi invasi e laghetti, con i consorzi di bonifica che sollecitano interventi urgenti. Non è possibile che in Veneto, solo perché non c'è mai stato il problema, si accumuli il 4-5% dell'acqua che cade piovana contro un 10-11% che c'è a livello generale di paese. Noi dovremmo arrivare al 50% per essere tranquilli. In Sardegna l'hanno fatto, in Sardegna riescono ad accumulare l'acqua che serve per 2 anni di siccità, perché non lo possiamo fare in Veneto?
E appunto vi dicevo, c'è stata anche una grandinata questa mattina con le strade imbiancate e code sulla 4 in tangenziale a Mestre. Adesso andiamo a Padova, un altro collegamento in diretta con Valentina Visentin che ha sentito le commercianti di Piazza dei Signori, insomma nel centro di Padova, che lanciano un appello al Comune perché il regolamento anti-movida venga messo in atto. Troppi rumori, troppo chiasso. Sentiamo, a te la linea Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Nonostante il tempo sta arrivando la primavera, torna la movida nelle piazze e quindi insomma anche le preoccupazioni di tanti residenti del centro storico padovano che da tempo chiedono al Comune che vengano rispettati gli orari della movida e che soprattutto sia una movida più educata. Qui con me c'è Antonia Dalla Costa, presidente dell'Associazione dei Residenti del Centro Storico di Padova. Gli street tutor non vi hanno convinto l'estate scorsa, cosa chiedete quest'anno? Beh, quest'anno chiediamo come sempre il rispetto e del regolamento che il Comune ha fatto, esiste ben dal 2015, nei vari punti, rispetto degli orari di chiusura, rispetto del comportamento della clientela dei gestori, rispetto praticamente di quello che prevede il regolamento, assembramenti sotto i portici, assembramenti che non sono previsti perché c'è proprio un articolo specifico che dice che questi assembramenti devono rispettare appunto il codice della strada, cosa non vera perché i ragazzi sono anche in mezzo alla strada, devono rispettare la quiete e la sicurezza pubblica, noi per passare dobbiamo andare sulla strada. E al di là di quello proprio il mancato rispetto, la mancata presenza della polizia locale, dei vigili. Noi chiamiamo perché appunto oltre le 2 penso che ognuno abbia diritto di avere un po' di quiete. Non arriva nessuno, quindi voglio dire abbiamo fatto una diffida con un nostro avvocato, l'avvocato ha richiesto il rispetto del regolamento, il Comune risponde che è tutto a posto perché per il comportamento dei clienti ci hanno messo gli street tutors, vigilante senza nessuna potere sanzionatorio eccetera. Per il degrado hanno messo 39 cestini il sabato, il venerdì e il giovedì. Poi per il comportamento della clientela non è lui che deve rispondere perché è il gestore che deve interessarsi, però se il gestore non lo fa penso che sia giusto che chi è preposto a sanzionare si faccia vivo. Quindi c'è mancato rispetto dei regolamenti in tutti i sensi. Questi si chiamano missione di atti d'ufficio e noi se continuiamo così saremo costretti a fare una causa dove senz'altro questo sarà un punto vincente. Ecco, avete chiesto più volte che venga fatta una rilevazione anche acustica dei rumori, cosa vi è stato risposto? Esattamente, noi abbiamo scritto al Comune chiedendo che facessero una rilevazione acustica. Il Comune ci risponde che l'ARPAV non è competente per fare la rilevazione acustica all'esterno, è competente il Comune, nella fattispecie i vigili, soltanto che i vigili quando li chiamiamo ci dicono ma noi non abbiamo la possibilità di fare rilevazioni acustiche perché non abbiamo gli strumenti per rilevarle e quindi non sappiamo più a chi rivolgerci. Cosa vi aspettate? Infine un'ultima battuta finale, cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che queste nostre richieste non vengano considerate delle semplici lamentele per motivi futili, sono delle richieste di far rispettare le norme che già esistono, di continuare a vivere in maniera civile, di poter vivere e di avere una qualità della vita che ci consenta di dormire la notte e di poter parlare con i propri congiunti dentro in casa perché il rumore è talmente alto che questo non riusciamo ad averlo. Ecco, un'ultima cosa, ci mostra com'è ridotto il muro davanti, insomma uno della... Comunque il fatto è questo, che nessuno prende delle misure corrette, quindi chi è preferenziato sono bar e soci. La gente che vive qui viene accantonata, si deve arrangiare, no? Il precedente sindaco aveva scritto una lettera dicendo
che i residenti del centro storico è bene che stiano nelle loro belle case ad aspettare. La mostriamo in chiusura. Come della Movida sono questi sarebbe la mia casa, uno dei pilastri dove loro fanno così, dove stanno sotto il portico appoggiando scarpe, tutto, portoncini, sputacchiando sopra, cioè voglio dire, per carità, cioè tutto non è che va bene il divertimento, ma nel rispetto anche dei residenti. Quindi questa è la situazione nostra. Comunque penseremo cosa fare se la situazione non viene presa in considerazione dal comune, dall'amministrazione. Faremo i nostri passi. E allora da Piazza dei Signori è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina. Visentina, restiamo a Padova perché c'è stata, come sapete, la misura interdittiva antimafia nei confronti di una ditta infiltrata dalla 'Ndrangheta. Sentiamo gli sviluppi. È la Sidem Costruzioni di San Martino di Lupari, la ditta colpita dall'interdittiva antimafia che ha bloccato i lavori in cemento armato che l'azienda stava svolgendo in subappalto nel cantiere della nuova pediatria di Padova. La titolare è Giuseppina De Luca, 38 anni, il padre della donna è cugino di uno dei boss della cosca 'ndranghetista del Grande Aracri di Cutro. Una parentela stretta emersa dalle verifiche fatte dalle forze dell'ordine che operano nell'ambito del tavolo della legalità che vigila sugli appalti pubblici in città e provincia. Il subappalto è stato immediatamente revocato e per la titolare dell'impresa, che ha sede nell'Alta Padovana, Giuseppina De Luca, è stato come un fulmine a ciel sereno. Siamo stati travolti, per noi si tratta di una cosa nuova, siamo estranei alla vicenda, c'è solo la parentela, ci ha detto al telefono. Nel sito internet la Sidem Costruzioni si presenta come un'azienda giovane come fondazione ma creata su basi solide che opera in tutto il nord-est in campo edile. A novembre 2022 aveva iniziato la sua prestazione in subappalto per la pediatria, i cui cantieri sono stati affidati al consorzio di imprese guidate dalla trevigiana Setten Genesio. Si tratta di opere in cemento armato per un importo di 490.000 euro. In totale il cantiere della pediatria vale oltre 46 milioni di euro. Il prefetto di Padova ha annunciato il provvedimento ponendo l'attenzione su come il rischio di infiltrazioni mafiose sia sempre più concreto nel territorio padovano, che in questi anni sta beneficiando di fondi pubblici per la realizzazione di grandi opere. L'interdittiva emessa impedisce quindi a questa impresa destinataria del provvedimento di avere rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di poter beneficiare di fondi pubblici, cioè praticamente viene tolta dai rapporti con la pubblica amministrazione. Il cantiere della pediatria, in futuro quello del tram, della nuova questura e più avanti anche quello del nuovo ospedale di Padova Est, sono grandi opere pubbliche che faranno arrivare in città ingenti fondi pubblici e per questo l'allerta deve essere massima. In un paio di anni sono già 4 le interdittive antimafia applicate dalla prefettura a ditte in odore di malavita che operavano nella nostra provincia. E là dove ci sono risorse economiche, là arrivano le organizzazioni mafiose con i loro tentacoli. Vediamo però cosa dice il direttore generale Dalben dell'USLA Padovana, perché il cantiere non si fermerà e quindi la nuova pediatria sarà consegnata comunque entro l'inizio del 2025. Con il suo valore di oltre 46 milioni di euro, il cantiere della nuova pediatria è una delle più grandi opere pubbliche che sta per essere realizzata a Padova. I lavori sono iniziati il 17 marzo del 2022. L'appalto, dopo una gara, era stato affidato al consorzio di imprese guidato dalla trevigiana Setten Genesio. La misura interdittiva antimafia, che riguarda un'impresa edile che ha subappaltato i lavori delle opere in cemento armato, non fermerà il cantiere. Ad assicurarlo il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. L'impresa che ha appunto avuto l'incarico di eseguire i lavori continuerà nel programma che abbiamo concordato, con la speranza fondata che per fine 2024, inizi 2025 possiamo avere la pediatria realizzata. Il provvedimento nei confronti di una delle 8 ditte che hanno in subappalto i lavori è la dimostrazione che le attività di verifica del gruppo Interforze Antimafia istituito in prefettura riescono ad intercettare le infiltrazioni mafiose nel tessuto pubblico economico prima che questi vi si radichino. La ditta titolare dell'appalto, la Setten Genesio, è completamente estranea a queste indagini. I controlli della prefettura
cura scattano di prassi ad ogni subappalto. Ora la Settengenesio deciderà se subappaltare nuovamente quella parte dei lavori o gestirla in autonomia. Quel che è certo è che il cantiere non si fermerà e seguirà il cronoprogramma che prevede entro l'inizio del 2025 della consegna di un moderno e tecnologico edificio di 8 piani che ospiterà 168 posti letto e tutti i reparti d'avanguardia nella cura dei bambini. E andiamo a Grisignano, dove ci sono ovviamente i problemi e i lavori per quanto riguarda l'alta velocità. TAV, la grande rivoluzione di Grisignano. L'ultimo paese vicentino al confine con la provincia di Padova fa i conti con l'impatto dell'alta velocità. Le prospettive future vengono discusse dai cittadini con il sindaco Stefano Lain nell'assemblea pubblica andata di scena nell'aula magna delle scuole medie. 2 cavalcaferrovia verranno abbattuti e rifatti nuovi. Uno sulla strada provinciale 21 per Camisano, l'altro sulla strada provinciale 23 per Campodoro. E cominciamo proprio da quest'ultimo, un cavalcaferrovia storico su cui passa la ciclabile Treviso-Ostiglia. Nascerà un nuovo cavalcaferrovia, ovviamente più moderno, nel senso che sarà anche più largo, contemplerà una pista ciclabile come c'è già attualmente e quindi sicuramente sarà più funzionale per il traffico veicolare e anche per la mobilità lenta. In questo momento il Comune sta portando ai progettisti di Iricav le soluzioni a tutela del paese. Tra i temi anche il parcheggio a servizio della stazione di Grisignano di Zocco. Quest'area parcheggio che vedete alle mie spalle è a suo tempo realizzata dal Comune di Grisignano di Zocco. Abbiamo chiesto a Iricav che in fase di progettazione venga previsto quantomeno il suo raddoppio al fine di dare una maggiore fruibilità da parte di quelli che sono i cittadini non solo di Grisignano ma anche di paesi contermini. E adesso andiamo davanti all'altro cavalcaferrovia che verrà abbattuto e ricostruito. Quello che vedete alle mie spalle è l'altro cavalcaferrovia, quello sull'SP21 che va a Camisano, oggetto anche questo di progettazione dove è prevista la sua demolizione e il suo rifacimento ovviamente con annessa pista ciclabile. Questo è un punto strategico per la TAV. Qui arriva il progetto preliminare nel tratto che parte da Vicenza, mentre da qui a Padova il progetto è già definitivo. La differenza tra un progetto preliminare e un progetto definitivo è molto sostanziale. In fase preliminare c'è la possibilità di modificare tantissimo quello che possono essere le linee progettuali, mentre per quanto concerne la fase definitiva il progetto in sé come opera è già definito e vengono progettate tutte le opere complementari, quindi strade, il abbattimento del cavalcavia come in questo caso, e quindi è una fase molto delicata che va concertata accuratamente. Il sindaco di Grisignano di Zocco, intervistato da Carlo Alberto Inghilleri questa mattina in regia, Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Andiamo a Due Carrare dove è divampato un incendio nella notte in un condominio, un uomo è rimasto ustionato, sono arrivati i vigili del fuoco da Padova e da Abano Terme. Erano circa le 4:30 quando le fiamme sono scoppiate nel sottotetto di questa mansarda. La palazzina si trova in via Galilei a Due Carrare. Sono 7 in totale gli appartamenti, il primo a cercare di domare l'incendio che stava avvolgendo tutto l'appartamento che come vedete è quasi completamente distrutto. È stato una delle 2 persone che era all'interno, un uomo che è rimasto leggermente ustionato ed è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco dalle caserme di Abano Terme e anche di Padova che hanno operato qui anche con l'autoscala. Le operazioni sono durate a lungo, tutti gli occupanti dello stabile sono stati immediatamente evacuati. Andrea Sabbion, caposquadra dei Vigili del Fuoco di Padova, che cosa è accaduto? Allora, siamo stati allertati circa le 5 di questa mattina per un incendio abitazione, precisamente sulla parte della cucina.
e quindi siamo intervenuti, e le fiamme erano già abbastanza ampie e acclamate, siamo intervenuti con l'autoscala e abbiamo cominciato le operazioni di spegnimento. C'era una persona anche che è rimasta ferita? Sì, la persona è rimasta leggermente ferita ai piedi, un'ustione ai piedi, e la persona era già stata evacuata dall'appartamento ed effettivamente anche tutti gli altri condomini erano già usciti autonomamente dall'appartamento, è stata medicata dal personale del 118 e all'interno non c'era nessun altro nell'appartamento. A coordinare i soccorsi anche il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, che ha aperto una sala comunale a poca distanza dal luogo dell'incendio, dove sono state alloggiate alcune delle persone che sono state evacuate. In questo momento sono in corso le verifiche da parte dei tecnici dell'Enel e anche del gas per capire se alcune delle famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni entro la serata di oggi. Il sindaco di Due Carrare su questo punto era ottimista. Ovviamente continuano anche le indagini da parte dei vigili del fuoco, che dovranno cercare di stabilire quali sono le cause dell'incendio. Per il momento siamo ancora nel campo dell'ipotesi, ma non abbiamo nulla di certo e stiamo ancora indagando per capire le cause. Servizio della nostra inviata Chiara Gaiani, potremmo dire che ci sono fiamme altissime all'interno delle borse europee, una giornata drammatica dopo il lunedì nero dovuto al crack della Silicon Valley Bank. Le borse, i listini europei peggiorano, con le banche affonda Milano, i sauditi non mettono capitale, Credit Suisse crolla. Davvero una situazione molto difficile ed è comprensibile l'allarme tra gli investitori. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha firmato un'ordinanza nella quale si chiede la rimessa in pristino per le questioni di sicurezza dello stabile di via Cardinale Bessarione a Padova, dove lunedì, come vi abbiamo raccontato, è collassato un garage. Vediamo. I vigili del fuoco di Padova torneranno oggi pomeriggio per nuovi sopralluoghi all'esterno e nelle vicinanze del condominio di via Cardinale Bessarione, dove l'altra sera è collassato improvvisamente un garage inghiottendo l'auto di uno dei residenti. Il sopralluogo e le verifiche sono necessarie per comprendere cosa abbia provocato il cedimento del box auto e se altri punti dello stabile, abitato da 12 famiglie, siano a rischio. L'edificio si trova proprio sotto l'argine dello scaricatore, nelle vicinanze del Bacchiglione, ma si esclude che siano state le infiltrazioni del fiume a provocare il cedimento. L'ipotesi più probabile è che i problemi siano stati provocati da un cambiamento della falda che passa proprio sotto la zona che è densamente abitata. I vigili del fuoco ieri hanno accompagnato i residenti a prelevare le proprie cose negli appartamenti. Le 12 famiglie potrebbero rimanere sfollate per alcune settimane. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha firmato un'ordinanza che vieta ai residenti del condominio di rientrare nelle proprie abitazioni almeno fino alla fine dell'emergenza. Vanno verificate innanzitutto le fondamenta e la loro stabilità. La preoccupazione intanto coinvolge anche i residenti delle altre abitazioni circostanti. Mio figlio abita qua davanti, insomma, un po' di preoccupazione ce l'hai, insomma. Non c'era mai stato nessun segnale? Ma io sono 40 anni che abito dietro, 2 condomini dietro. Mai è successo niente, delle robe strane in questa maniera qua, insomma. Speriamo sia bloccato a sto garage solamente. Sì, che non sia una cosa che poi si estende ad altri condomini. Sono tantissimo preoccupato. Papà, io abito a fianco, ha detto. Sono tantissimo preoccupato. E torniamo ai temi di grande attualità e tra questi c'è quello dei migranti. Si teme che arrivino 650.000 migranti dalla Libia, queste sono le previsioni dei servizi segreti italiani. Intanto è polemica tra maggioranza e opposizione sui salvataggi, sul ruolo anche dell'Unione Europea. Vediamo un titolo che riguarda i migranti oggi. Il commissario europeo Schinas: il ruolo del gruppo Wagner è un elemento accessorio. La vera causa è che le persone cercano una via migliore, dice questo rappresentante dell'Unione Europea. E la polemica riguarda le ombre russe di cui hanno parlato i ministri Tajani e Crosetto. Hanno detto
questi miliziani della Wagner filo-putiniani in Libia stanno favorendo le partenze verso il nostro paese. Ovviamente c'è allarme anche qui in Veneto, dove le strutture sono sature, i sindaci non prevedono altra accoglienza, però nel frattempo si muove qualcosa perché le prefetture vogliono allestire le ex caserme di cui abbiamo parlato per anni, e c'è quella di Oderzo, l'ex caserma Zanusso, la cui gestione è stata riaffidata a una cooperativa che si chiamava la Coop Piglia Tutto. Sentiamo. C'è stato un ricorso al TAR e quindi la nuova società ha vinto il ricorso e quindi è stata rifatta l'assegnazione. Adesso bisognerà vedere se gli assegnatari del primo affidamento ricorreranno a loro volta. Ecofficina potrebbe tornare ad occuparsi di un maxi centro di accoglienza per i migranti con un nuovo nome, Echene. La cooperativa, finita al centro dell'inchiesta che nel 2019 ha coinvolto anche la prefettura di Padova, si è aggiudicata il maxi appalto da 2,4 milioni di euro per la gestione dell'accoglienza all'ex Zanusso di Oderzo. Tra i nomi che figuravano nella prima visura camerale del 2021, quello di Sara Felpati, moglie di quel Simone Morile già condannato per peculato, e Annalisa Carraro, tutti indagati per la gestione del centro di accoglienza di Cona e Bagnoli. L'ultima visura assegna la presidenza a Chiara Felpati, sorella di Sara. Tra i nomi nel CDA anche ex collaboratori di Borile. Aggiudicazione che avviene secondo le regole e che ne vince grazie a un ricorso al TAR contro Officine Sociali, cooperativa vincitrice del bando, e alla rinuncia della seconda classificata Gestione Orizzonti. Il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, riferisce: terremo gli occhi aperti. Dovessero manifestarsi dei problemi di più o diversi da prima, sicuramente chiederò che venga applicato quello che deve essere applicato. Non è che sono io che lo chiedo, deve essere una gestione controllata e su questo non voglio neanche minimamente dubitare. Resta l'amarezza per un centro sul quale stavano mettendo gli occhi già diversi investitori privati. Il futuro doveva essere un altro. Dopo 7 anni di tira e molla, oggi l'ex Zanusso è tornata a riempirsi. A prescindere da chi gestisce questa cosa, il problema è che stiamo tornando indietro, i numeri sono tornati al massimo della capienza e non si vede la fine. E sul tema questa mattina da Possagno è tornato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Gli sbarchi continuano, così come gli arrivi attraverso la rotta balcanica, quella che preoccupa di più. Numeri insostenibili per le strutture del Veneto. Non le so dire quali saranno le dislocazioni, perché questo non è dato a sapere. Certo è che l'Europa deve battere un colpo se esiste, se vuole ancora esistere, perché è intollerabile l'atteggiamento europeo. Servizio di Anna De Roberto e la caserma ex Zanusso era stata al centro di polemiche anche durante la campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle aveva sollecitato un'inchiesta parlamentare. Questa struttura potrebbe essere tornata tranquillamente nelle mani e nell'utilizzo della cittadinanza, invece è qui, occupata da dei migranti che se fossero stati gestiti con l'accoglienza diffusa oggi non sarebbero qui da anni. Esattamente qui avrebbe dovuto nascere un centro polivalente sportivo. Quell'80% di terreno di proprietà del comune fu oggetto di una lunga battaglia in campagna elettorale tra Maria Scardellato, allora candidato in lizza per il secondo mandato, e Marco De Blasis, che si presentò appoggiato anche dal Partito Democratico. Oggi nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, fresco di investitura dal leader Giuseppe Conte. A dare le prime gatte da pelare alla gestione dell'accoglienza all'ex Zanusso proprio il Movimento 5 Stelle, con la parlamentare Silvia Benedetti e il PD con Alessandro Naccarato, supportati dal ministro D'Incà. Avevamo fatto anche una richiesta con ispezione parlamentare con l'ex ministro D'Incà per verificare che poi all'interno della struttura venissero garantite almeno la qualità e comunque fossero spesi in maniera adeguata i soldi dei contribuenti. Oggi dovremo tornare di nuovo a fare quell'ispezione, perché francamente abbiamo dei sospetti che la qualità e la qualità dei soldi dei contribuenti spesi non sia adeguata. L'area, quella che non ospita i profughi, era stata acquisita con una legge sul federalismo demaniale. Con l'acquisizione c'era anche l'obbligo di valorizzazione. Scardellato aveva coinvolto i privati che oggi a queste condizioni hanno deciso di lasciare. Cercheremo di spingere una volta di più le amministrazioni, perché poi alla fine le amministrazioni leghiste sono anche quelle di maggioranza oggi, per cui non possono pensare o scaricare sempre la responsabilità sugli altri. Sono loro che oggi in questo
momento possono fare la differenza, che la facciano. Tutti i titoli dei giornali online riferiscono della situazione drammatica delle borse, non solo Silicon Bank, ora pure il caso Credit Suisse, la crisi dell'istituto trascina giù le banche europee, Milano ha perso quasi il 4%, mercoledì nero, crollo di titoli e sospensioni. Intanto per quanto riguarda le industrie del Veneto ci sono buone notizie per la vicenda AkzoNobel, pare che si arrivi ad un accordo per la produzione di posti di lavoro dello stabilimento di Peseggia. Salvare il tessuto imprenditoriale e i posti di lavoro attraverso l'avvio di un percorso di reindustrializzazione incentivata. L'accordo siglato a Venezia al tavolo dell'unità di crisi della regione che gestisce la vertenza AkzoNobel con tutte le parti interessate va proprio in questa direzione e accende le speranze di un futuro per il sito di Peseggia di Scorzè dopo la decisione della multinazionale olandese di trasferire la produzione in Svezia. Noi ora attendiamo chi volesse investire con un progetto industriale serio, stabile, perché potrà godere su una continuità produttiva di grande rilevanza, con capacità dei nostri lavoratori e anche con una buona, direi ottima dote che l'azienda multinazionale ha lasciato per chi subentrerà. Soddisfazione anche da parte dei sindacati per l'accoglimento di diversi punti che mettono assieme le condizioni più favorevoli per il possibile arrivo di una nuova azienda. È un accordo importante perché pone delle condizioni a favore dell'azienda che dovesse subentrare particolarmente agevoli, e ad esempio per l'assunzione dei dipendenti vengono previsti 50.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato. Abbiamo preteso che i macchinari non vengano smantellati per i primi mesi in modo tale che se l'azienda entrante dovesse fare la stessa produzione, allora evidentemente sarebbe un'occasione anche quella di poter avere già dei macchinari che gli permettano di partire subito con delle produzioni di vernici. A Peseggia sono attualmente impiegati 46 dipendenti. Nell'accordo è stato anche previsto un tavolo per la continua e costante verifica dello stato di avanzamento della ricerca dell'acquirente. Ovvio che con questa firma non si è chiuso il cerchio e non è finito ovviamente il nostro lavoro, ma il lavoro da oggi ripartirà per poter monitorare poi eventuali acquirenti o comunque aziende che siano della zona o meno per poter continuare l'attività. Ovviamente stiamo seguendo anche le altre crisi industriali, tra queste c'è anche quella della Safilo di Longarone, ancora grande preoccupazione tra i dipendenti. Tra l'altro avremo nei prossimi giorni anche un focus su altre aziende in difficoltà, l'Electrolux e anche la Zanusso. Andiamo a vedere le novità sulla vicenda di Joe Formaggio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che è stato sospeso per 5 giorni dal Consiglio regionale per le accuse mossegli da Milena Cecchetto, accuse di molestie. Vediamo. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di censura del consigliere Joe Formaggio con sospensione di 5 giorni dall'attività dell'Assemblea dopo l'accusa di molestie mossa la settimana scorsa dalla consigliera leghista Milena Cecchetto e il massimo della sanzione prevista. L'annuncio è arrivato dal Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti al termine di una seduta a porte chiuse cui non hanno partecipato né Formaggio né Cecchetto. L'esito della votazione è stato 46 presenti, 41 sì, 2 bianche, 2 astenuti e 1 nulla. Sulla base di cosa è stata presa la decisione? Perché in fondo era la parola di uno contro l'altro, in fase istruttoria, per così dire, come vi siete regolati? Ci sono dichiarazioni rese alla stampa e interviste che spiegano quello che è avvenuto e quello basta per assolutamente ritenere che certe cose non si fanno all'interno di questa istituzione. Quest'Aula non è un tribunale, ha detto Ciambetti. Qui ci occupiamo della dignità dell'istituzione e dei comportamenti che si devono tenere all'interno di questa istituzione. La seduta segreta è prevista dal regolamento del Consiglio regionale quando si tratta di persone per tutelare gli interessati. Era dal 1994 che non si faceva una seduta segreta. La volta scorsa era stata fatta semplicemente per esprimere un parere per i direttori generali delle USL che venivano nominati. Un provvedimento più severo che poteva essere adottato? Sì, nel senso che non c'era. È capitato, visto prima citato. No, nessuno era mai stato sospeso per... No, mai, non era mai successo.
La seduta a porte chiuse è durata circa 45 minuti. La votazione ha sostanzialmente ricalcato le prese di posizione di questi giorni, quando la consigliera Cecchetto aveva ricevuto una solidarietà trasversale. Qui è il luogo dove si fanno leggi, si fanno provvedimenti che hanno ricadute per milioni di persone, quindi goliardia o quello che qualcuno presume sia goliardia o altri tipi di situazioni che creano disagio ad altri colleghi devono essere assolutamente banditi da queste mura. Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, abbiamo raccolto delle reazioni sulla sospensione di Gio Formaggio. Sentiamo. 41 voti a favore, 2 astenuti, 2 schede bianche e un voto nullo. Dopo l'accusa di molestie mossa dalla consigliera Milena Cecchetto, i 5 giorni di sospensione a Gio Formaggio dal Consiglio regionale del Veneto sono stati votati anche dal suo partito, Fratelli d'Italia, ma con una precisazione. Per quanto riguarda l'istituzione, oggi abbiamo mandato un segnale chiaro, che quello dicevo poc'anzi, e per quanto riguarda invece le responsabilità o comunque quanto è accaduto, saranno le sedi opportune, gli interessati che accerteranno, verificheranno se nel caso questi fatti. Quindi io credo che il nostro dovere oggi era quello di ribadire la tutela, il valore, il patrimonio delle istituzioni e il resto ci penserà qualcun altro. Dall'altra parte l'intergruppo consiliare Lega Lista Zaia, a cui appartiene Milena Cecchetto, si è stretto subito attorno alla collega. Io credo che sia una sanzione giusta, perché quello che è successo, a prescindere da come viene chiamato il gesto, è sicuramente stato molto grave e penso non ci fossero molte altre opzioni. Oggi Milena Cecchetto non era presente in Consiglio. Quanto è provata da questa vicenda? È molto provata perché è chiaro che si è sentita molto imbarazzata e quindi sicuramente ci vorrà molto tempo perché dimentichi tutto questo. Di una settimana difficile per il Consiglio regionale parla il capogruppo Dem Giacomo Possamai. Vicende come questa, dice, non fanno bene alle istituzioni. È chiaro che non è un'aula di tribunale il Consiglio regionale, quindi le discussioni su quello poi che è accaduto concretamente starà casomai ai tribunali. Dal nostro punto di vista, quindi sul piano politico, è evidente che il tema della violenza sulle donne, dei diritti delle donne va preservato sempre e quindi che il Consiglio regionale non poteva che esprimersi in questa maniera. Un altro distinguo sulla vicenda si trova nella lettura del portavoce delle opposizioni Arturo Lorenzoni. C'è un piano personale su cui l'Aula è assolutamente vicina alla collega e su cui non c'è discussione, non c'è se, non c'è ma. C'è un piano politico in cui effettivamente qualche domanda nasce. Come è nata tutta la questione? A me personalmente non è ancora chiaro, nel senso che mancano alcune informazioni per capire come quella sera la stampa fosse in possesso di queste informazioni e io credo che su questo una risposta nei prossimi giorni sia dovuta. Allora, vediamo un po' di novità attraverso i giornali online. Questo è il Gazzettino, primato mondiale per l'ospedale di Padova, operazione al cuore con una tecnica mai vista prima. E poi purtroppo l'hotel Rousseau di San Giuliano, licenziati in tronco 14 dipendenti. Torniamo anche alla cronaca nera, raffica di controlli a Lonigo, nel Vicentino, dopo la sparatoria con il ferimento di un uomo e altri reati, per cui vediamo che cosa hanno fatto le forze dell'ordine. Vediamo. Raffica di controlli a Lonigo dopo gli scontri tra giostrai. Grandi manovre delle forze dell'ordine che arrivano dal cielo con un elicottero delle Fiamme Gialle e da terra con 30 uomini e donne della Polizia di Stato col supporto di 3 equipaggi del reparto prevenzione crimine. In campo anche la Guardia di Finanza con un'unità cinofila e la Polizia locale di Lonigo. Controlli nella stazione degli autobus utilizzata dagli studenti con l'impiego del cane antidroga, ma anche in centro storico. Controlli che si sono allargati anche a Montebello Vicentino e a Meledo, con particolare attenzione ai parchi pubblici, alla pista ciclabile e ai locali. In un negozio etnico è stato sorpreso un lavoratore in nero ed è scattata la sanzione amministrativa. 5 i posti di controllo lungo le arterie principali, 11 gli esercizi pubblici sottoposti a verifiche, controllati 32 veicoli, identificate 91 persone, di cui 32 straniere e 21 con precedenti penali o di polizia. Al termine dell'operazione il questore ha firmato 2 fogli di via obbligatori per 3 anni da Lonigo, 2 avvisi orali e 2 ordini di allontanamento dall'Italia per altrettanti extracomunitari gravati da precedenti, che hanno 7 giorni di tempo per lasciare il territorio nazionale. In caso contrario verranno accompagnati coattivamente alla frontiera.
E questo era l'Ovest vicentino, vediamo un arresto di un rapinatore alla stazione di Verona, un 17enne accusato di varie rapine compiute minacciando le vittime con un'arma da taglio. Un ragazzo di 17 anni, residente nel Veronese, si trova in carcere, ritenuto responsabile di alcune rapine commesse armato di un coltello a Serramanico. Le indagini sono state portate avanti dalla squadra mobile di Padova, sotto la direzione della Procura per i minorenni di Venezia. Il giovane era già stato trasferito lo scorso gennaio in una comunità per 3 ulteriori episodi di rapina aggravata dall'uso dell'arma. Stavolta è stato individuato dagli agenti per una 4ª rapina alla vigilia di Natale a Padova. Nell'occasione, in compagnia di altri 2 ragazzi, aveva avvicinato e circondato nel piazzale di fronte alla stazione un 19enne, puntandogli un coltello alla pancia, e gli aveva prima frugato nelle tasche e poi sottratto il portafogli con una somma di poco inferiore ai 100 euro. Gli agenti, grazie alla descrizione fatta dalla vittima e ad alcune immagini registrate da impianti privati e pubblici della zona, sono risaliti al 17enne che dopo la rapina agiva sempre nello stesso modo, fuggendo con il primo treno in transito. E visto che usava l'arma senza un minimo di attenzione anche in luoghi affollati, stavolta i magistrati hanno deciso che per lui si dovevano aprire le porte di un carcere per minorenni. E chiudiamo con un servizio che riguarda i cani, i proprietari di cani, tanti alberghi dog friendly e quindi meno problemi durante le vacanze, ma adesso con il cane si potrà anche andare a visitare i musei a Venezia. Vediamo. Il 56% degli italiani sono proprietari di almeno un cane. Più della metà non vanno più a vedere una mostra, non vanno a visitare una collezione, non vanno a teatro, non vanno al cinema perché non sanno a chi lasciare il proprio cane e non lo vogliono lasciare da solo a casa, in albergo o nel B&B. A Venezia invece dal 14 marzo chi vorrà godersi una visita al museo non sarà più costretto a rinunciare o lasciare solo il proprio cane. I Musei Civici di Venezia offriranno questo servizio di prenotazione di dog sitting che prevede l'appuntamento all'entrata del museo di ognuno dei nostri 11 musei e il visitatore potrà quindi godersi la visita delle nostre collezioni permanenti in totale tranquillità e sicurezza perché il proprio cane sarà custodito da un dog sitter professionista. Questo grazie all'accordo con Bao Advisor, il portale di comunicazione e servizi dedicato al mondo dei cani e dei loro proprietari. A prenotazione effettuata, infatti, gli operatori saranno pronti ad accogliere il visitatore e prendere in consegna l'amico a 4 zampe. Importante ricordare che la prenotazione deve essere fatta con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data richiesta. In 5 minuti arriva la risposta via mail da parte nostra con la conferma della prenotazione e il nome della dog sitter che seguirà il cane. Sono tutti ben accetti, per noi i cani sono tutti meravigliosi, dalla piccola alla media alla grande taglia, anche come Rosa. Bene, break pubblicitario di 2 minuti e poi torniamo qui in studio con Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, esponente della Lega. Parleremo della riforma fiscale e di molto altro ancora. State con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio l'assessore Roberto Marcato della Lega. Grazie, buongiorno. Buongiorno Assessore. Allora, c'è in atto un confronto tra governo e sindacati molto contrari. Ieri, oggi il governo dovrebbe incontrare in Consiglio dei Ministri gli imprenditori per discutere della riforma fiscale. C'è un disegno di legge, ovviamente si è ancora lontani da una riforma definitiva, però ci sono alcuni punti, e cioè la cosiddetta flat tax, ci sono altre detrazioni, c'è la questione dell'IRPEF, c'è la questione delle accise. In sostanza, per dirla in soldoni, il tentativo è quello di far pagare meno tasse ai contribuenti e alle imprese, no? Imprese che, ricordiamo, qui in Veneto sono massacrate dal fisco. Sì, questo è un tentativo che il nostro Paese cerca di fare da anni con risultati
assolutamente non in linea con le nostre aspettative. Questo è un governo delle imprese, insomma, c'è dentro la Lega, che è comunque il partito delle partite IVA, Forza Italia, che ha fatto del liberismo economico una delle sue bandiere, insomma poi Fratelli d'Italia che sanno che cos'è un'impresa, quindi insomma, questo è un governo a trazione imprenditoriale, chiamiamola così. È del tutto evidente che una riforma fiscale va fatta. Ecco, l'auspicio è che ci sia una riforma fiscale vera e che tenga conto delle esigenze da una parte degli imprenditori e dall'altra parte dei lavoratori. Il tema grosso qui, ed è sempre quello, è il cuneo fiscale. Cioè noi abbiamo un cuneo fiscale che rispetto ad altri paesi è drammaticamente pesante. Il cuneo fiscale, per chi ci sta seguendo, insomma, è il peso fiscale che ha sia l'impresa, sia quindi il datore di lavoro, sia il lavoratore dipendente. Se noi riuscissimo a ridurre quel cuneo fiscale, lasceremmo alle imprese più soldi per investire e al lavoratore più soldi da spendere. Quindi in realtà una riduzione drastica del cuneo fiscale significherebbe reimmettere nel sistema pesante liquidità che poi si trasforma a sua volta in tasse, quindi da un punto di vista anche fiscale. Questa sarebbe un'operazione vantaggiosa anche per le entrate tributarie del nostro Paese. Allora, la flat tax va verso una semplificazione del sistema tributario e fiscale e verso una riduzione. Soprattutto, insomma, si cerca quantomeno di ridurre l'impatto nei confronti delle piccole e micro imprese. Noi siamo evidentemente particolarmente interessati perché il Veneto, come voi sapete, il 94% delle imprese venete ha meno di 9 dipendenti. Quindi stiamo parlando sempre di un microcosmo imprenditoriale. È del tutto evidente che la flat tax per questo tipo di attività diventa strumento di sviluppo. Io mi auguro che non ci sia da parte del sindacato, da parte delle altre forze politiche, una presunzione ideologica di fronte a questo tema, perché è del tutto evidente che noi siamo troppo pesanti. Dopodiché c'è un altro tema però, che non tutti pagano le tasse allo stesso modo. Certo. E che ne pensi qualcuno, i dati ce lo dicono in maniera chiara, incontrovertibile, però perché qualcuno in questi anni ha cercato di far passare il Veneto come la patria dell'evasione, no? Cioè addirittura questi discorsi li ho sentiti fare dalla sinistra in Consiglio regionale, mi sono venuti i brividi, cioè noi in realtà saremmo la locomotiva del paese, non tanto perché abbiamo imprenditori bravi che lavorano, che aprono le serrande anche se le cose vanno male, che si fanno un mazzo tanto, no, non per quello, ma perché siamo bravi ad evadere. Ecco, poi i dati ci dicono in maniera incontrovertibile che il Veneto è una delle regioni che evade di meno. E ci sono invece aree del sud dove si evade molto. Allora, oltre alla riforma fiscale intesa come scaglioni, riduzione e semplificazione, io mi auguro che ci sia anche la voglia vera della lotta all'evasione fiscale fatta laddove si evade però. Non a titolo esemplificativo andare a Cortina come è successo l'ultimo dell'anno e andare a vedere lo scontrino, perché quella non è lotta all'evasione fiscale. Assessore, sentiamo cosa dice il segretario della UGL, è uno dei sindacati che ha contestato questo disegno di legge sul fisco, sentiamo cosa ha detto. Come è andato il confronto con il governo? Che c'è stato il confronto già è un passo avanti. Dopo i primi incontri che abbiamo fatto col Presidente del Consiglio di attività nella Presidenza del Consiglio proprio c'è stato poco. Quindi è già un primo passo che riteniamo positivo. Su un testo che non ci è stato ancora consegnato e che non è passato ancora al vaglio e all'approvazione del Consiglio dei Ministri, diciamo così, abbiamo appreso quelli che sono gli indirizzi di massima. Gli indirizzi in parte riguardano anche il lavoro, anche raccogliendo alcune che erano le indicazioni per esempio delle nostre organizzazioni sindacali e anche degli altri, e questo è positivo. Questo era il segretario dell'UGL, in realtà poi è la CGIL in particolare con Landini che è stato più contrario a questo disegno di legge. Assessore, un altro tema di cui si parla tantissimo è quello dei migranti. C'è preoccupazione in Veneto perché
sono previste nuove grandi ondate. I servizi segreti parlano di 650.000 persone che potrebbero partire dalla Libia nei prossimi mesi. Qui non c'è più posto, lo dicono i sindaci, non ci sono strutture disponibili. Come si riuscirà a far fronte a un altro esodo? Dovessero arrivare tutti questi migranti, sarebbe un problema non solo per il Veneto, peraltro. Sì, io voglio essere coerente e franco come sono sempre stato. Ero contrario allo scaricare il problema dei migranti o dei clandestini sui sindaci e sui prefetti, punto. Lo ero nel periodo di governo del centro-sinistra che va dal 2011 fino all'altro ieri, e lo sono oggi. Cioè, adesso non è che perché il governo non è più il centro-sinistra allora avanti tutta, accogliamo tutti. No, questo è un tema che deve essere organizzato e gestito dal governo centrale e dall'Europa, punto. È inimmaginabile che i sindaci possano diventare il terminale ultimo di questo problema mondiale, perché altrimenti il rischio è di arrivare a quelle porcherie che abbiamo visto fatte al centro-sinistra con le basi di Bagnoli e di Cona, dove hanno ammassato in maniera disumana esseri umani come se fossero delle bestie. Ecco, questo è inaccettabile, inconcepibile da un punto di vista umano, non da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista umano. Allora è del tutto evidente che qui il governo nostro deve condividere con l'Europa questa gestione, perché dopodiché ognuno farà la propria parte. Il Veneto è sempre stato terra di grande accoglienza, però sappiamo tutti che cosa è successo con Cona e Bagnoli attorno a quelle due realtà. Violenze sessuali, spaccio di droga, problemi igienico-sanitari, insomma, ecco, questo non possiamo ingolfare, come è evidente, non possiamo ingolfare i nostri comuni. Cioè la redistribuzione deve essere una redistribuzione europea, non regionale e italiana, deve essere europea. Se è vero, come sembra, dai dati che ha citato anche lei, direttore, che possono arrivare a 650, 700 mila, 1 milione di persone nei nostri territori di qui a breve, cioè dove li mettiamo? No, perché dopo tu hai voglia di dire che c'è un aumento della povertà dei veneti e contestualmente vai a ingrossare le fila dei poveri con un'altra ondata di disperati. E questo non può essere, ci vuole una presa di posizione netta e chiara. Senta, Assessore, il governo a Cutro ha varato un decreto proprio contro gli scafisti e poi per aumentare le quote dei migranti irregolari che dovrebbero essere poi inseriti nelle nostre imprese. Sentiamo cosa ha detto Giorgia Meloni l'altro giorno a Civiltà Cattolica. Ha detto ci hanno accusato di cose raccapriccianti. In questi anni molti africani e molti di loro, quasi tutti, mi hanno detto: guarda che noi non vogliamo venire in Europa, noi non vogliamo essere costretti a scappare dalle nostre terre, noi vogliamo riuscire a vivere bene nelle nostre case, nelle nostre nazioni, con le nostre famiglie, di ciò che abbiamo. Lo dico in giorni particolari nei quali il governo e la sottoscritta sono stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto. Perché vedete, quello che ci raccontano questi giorni è che più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c'è il rischio che qualcosa vada storto. Ecco, più persone partono, più c'è il rischio che qualcosa vada storto. No? L'ha detto il ministro Piantedosi ed è stato subito attaccato, ma la realtà è questa però. Cioè, per dire, non è che... Ha perfettamente ragione, a parte il fatto che io trovo davvero svilente per dirigenti di partito
che usino il dramma della morte di bambini per colpire l'avversario politico. È una cosa che io non ho mai fatto, non farò mai. Io ti voglio sconfiggere sul piano politico, ma usare creature innocenti per delegittimare un governo è immorale, perché qualcuno mi deve spiegare per quale motivo questi morti sono addebitabili a Meloni, Salvini, Piantedosi, e i 26.000 morti che ci sono stati nel Mediterraneo in 10 anni in cui hanno governato altri, quelli invece non sono imputabili a nessuno. Cioè, io vorrei capire che cosa è successo in questi 3 mesi per cui prima chi moriva era orfano, oggi chi muore invece è il killer, sono i ministri, una roba indegna di un paese civile questa. E comunque ha ragione la Meloni, il tema è che non devono partire, punto. Perché quando tu parti e ti metti sopra una zattera in mezzo ai marosi, è chiaro che poi rischi la vita. Quindi anche Piantedosi non è che ha detto una cosa di una banalità estrema, dopodiché la vogliamo usare per dividere sempre il mondo fra i buoni e i cattivi e lasciare la sinistra col ditino alzato, come dire, gli unici ad avere la paternità dell'etica e della morale. Bene che se la tengano, tanto la gente capisce lo stesso. Assessore, abbiamo parlato in questi giorni, in queste ore, di una violenza diffusa, malati insultati, picchiati, buttati da un letto all'altro in una casa di cura a San Donà di Piave, e poi anche risse giovanili, insomma una violenza che non possiamo far altro che riscontrare giorno dopo giorno, addirittura timori di risse anche a Bassano del Grappa, che è un'oasi felice dal punto di vista della sicurezza. Sentiamo Monica Smiderle in diretta, a te la linea, Monica. Buongiorno a tutti, mi trovo in municipio a Bassano del Grappa, si è appena conclusa la conferenza stampa dell'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco, che ringrazio di essere qui con noi. Sono diversi i temi che vi racconteremo anche nei nostri TG di questa sera, ma assessore, qualche anticipazione. Partiamo dalla situazione che giornalisticamente ribattezziamo delle baby gang a Bassano del Grappa. Venerdì sera c'è stato un episodio sul quale è intervenuta la polizia locale. Che cosa è successo, assessore? È successo che in via Portici Lunghi sono venuti a diverbio un gruppetto di ragazzi con un altro soggetto che in quel momento era ubriaco. Siamo prontamente intervenuti con un'auto che era di servizio di ordine pubblico e un'altra aggiunta nostra, e abbiamo sedato il tutto. Dopodiché gli stessi soggetti si sono trasferiti in Piazza Libertà, se ne sono aggiunti altri 2, tra 3 di questi c'è stato, non diciamo una rissa perché era composta solo da 3 persone, ma c'è stato un diverbio molto litigioso. Anche lì abbiamo dovuto intervenire e tra le altre abbiamo identificato tutte le persone che erano sul posto, trovando tra questi alcuni che avevano compiuto altri atti nei giorni precedenti. Qual è la situazione in termini appunto di sicurezza nel weekend a Bassano del Grappa? Beh, la situazione è assolutamente sotto controllo grazie anche ai servizi predisposti dalla Questura, a cui noi diamo un contributo notevole, e anche alla capacità nostra e di tutte le altre forze dell'ordine di intervenire prontamente per sedare qualsiasi tipo di situazione, diciamo così, imbarazzante. Quindi lei lo definisce, assessore, un episodio isolato, ma sicuramente è massima l'attenzione delle forze dell'ordine. Non sarà isolato perché ce ne sono stati alcuni altri in passato, ce ne saranno, prevediamo, purtroppo anche in futuro. Però è il fatto che i cittadini si devono sentire sicuri, perché tutti noi siamo pronti ad intervenire
per sedare questi episodi. C'è stato poi anche un altro episodio riportato in conferenza stampa che vede al centro sempre dei minorenni che si sono resi protagonisti dell'imbrattamento di un palazzo proprio nei pressi vicino al Ponte Vecchio, ma anche in questo caso sono stati identificati. Sì, su denuncia del proprietario del palazzo abbiamo avviato le indagini, sono stati identificati, chiamati i genitori che li hanno, per così dire, un po' ripresi in maniera decisa, si sono offerti di pagare i danni, hanno anche scritto una lettera di scuse e tutto si è chiuso in quanto c'è stata la remissione di querela. Poi c'è una storia davvero incredibile che è stata raccontata questa mattina, un abbandono che l'assessore ha definito importante di rifiuti, quintali di rifiuti che sono stati lasciati vicino a una malga di proprietà di una terza persona. Ma pensate che questo cittadino bassanese che ha portato i rifiuti a Rubbio ha pagato un taxi per portare i rifiuti e non una volta, ha speso ben 1.000 euro di taxi. Sì, è una cosa che ha dell'incredibile, usare i taxi per andare a spargere i rifiuti, in questo caso in collina, in zone incontaminate bellissime della nostra città, per cui su segnalazione del proprietario della malga siamo intervenuti, abbiamo rovistato e alla fine abbiamo trovato degli elementi che ci hanno portato prima a chi ha sparso i rifiuti e successivamente successivamente lo stesso ha ammesso su come erano venuti i fatti, per cui usava i taxi, una cosa che finora non avevo mai visto. Che cosa ha portato, che cosa ha caricato sul taxi e che cosa poi ha abbandonato questo bassanese? Possiamo definire quintali di rifiuti di tutti i tipi, qualsiasi tipo. Pensate a qualcosa, lì c'era. Sono cose che non so come definire. Assessore, questo è un caso limite, insomma, pagare un tassista per trasportare i rifiuti e abbandonarli in montagna. In termini più generali è massima l'attenzione appunto nei confronti di questo fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Sì, è un fenomeno in espansione che noi cerchiamo di contrastare e vediamo anche dei risultati in maniera piuttosto efficace. Abbiamo 2 persone che si dedicano esclusivamente a questo, persone che devono immergere le loro mani in rifiuti di tutti i tipi. Per questo io vorrei fare anche un plauso a queste persone che tengono pulita la nostra città, almeno ci provano. Da Bassano del Grappa è tutto, io ringrazio l'assessore Claudio Mazzocco, assessore alla sicurezza del comune di Bassano, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smidele, ritorniamo con l'assessore Roberto Marcatto e parliamo di politica perché 14-15 maggio le amministrative, poi ci saranno nel 2025 le regionali molto più in là, ma insomma davvero tanti appuntamenti importanti. Tra questi c'è il congresso per la segreteria regionale della Lega. Assessore, allora si sono svolti i congressi provinciali, la Lega oggi in Veneto vista dal suo osservatorio. Intanto il dato positivo è che finalmente abbiamo fatto questi congressi provinciali che io ho chiesto a gran voce da 3 anni e finalmente siamo riusciti con grande ritardo. Devo dirlo, ma insomma alla fine li abbiamo fatti. E la dimostrazione che avevo ragione è stata la partecipazione massiccia dei militanti ai congressi. Qualcuno mi diceva, ma a chi vuoi che interessi? No, perché sono andati a votare il 90% dei militanti che avevano diritto al voto. Quindi vuol dire che c'è una voglia di partecipare alla democrazia del partito enorme. E quindi questa è stata una grande risposta a chi voleva continuare con i commissariamenti. Adesso però l'altra partita importante è il congresso regionale. Allora, non ci sono più scuse, oggi bisogna fare il congresso regionale, lo chiederò anche a Salvini che convochi, che fissi la data, perché i militanti hanno bisogno di avere una leadership vera.
non il surrogato di una leadership che è il commissario. Il commissario fa bene il suo lavoro, ma è nominato da altri. Invece è bello che un partito sia rappresentato dal segretario voluto e votato dai militanti. Io spero che si arrivi prima dell'estate a celebrare il congresso per dare la parola ai militanti e dare la struttura di governo a un partito straordinariamente importante per la nostra terra, che è la Liga Veneta, Lega, insomma. Certo, quindi non c'è ancora una data. Ahimè no. Si spera che sia prima dell'estate, se no poi si rischia di andare alle calende greche. Lei si è candidato. Dopo i congressi provinciali, insomma, qual è un po' la situazione tra le due anime, le varie anime della Lega? Insomma, io sono molto, molto tranquillo, ecco, da questo punto di vista. Insomma, ho ricevuto molti attestati di stima e anche, come dire, anche impegni da parte di moltissimi militanti. È stata una bella soddisfazione, ecco. Dopodiché non dico nient'altro, perché è giusto che i militanti non si sentano di appartenere a un gruppo piuttosto che a un altro, a un riferimento piuttosto che a un altro. I militanti devono sentirsi leghisti, lighisti, veneti, all'interno di una grande famiglia che è quella della Lega nazionale, e devono poter votare con molta serenità, senza subire le pressioni del capo bastone di turno, che le ho sempre odiate. Io sono molto soddisfatto perché sono andati i congressi provinciali. Dopodiché, insomma, la parola la diamo ai delegati che parteciperanno al congresso regionale. Certo. Assessore, allora andiamo a Vicenza. A proposito di violenza diffusa, c'è quella anche contro il personale sanitario, una dottoressa picchiata a San Bortolo. Vediamo il servizio, dovremmo essere collegati con Luisa Bertini. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia della dottoressa Romina Cazzaro, direttore sanitario dell'ULSS 8, perché oggi c'è stato un sit-in dei camici bianchi proprio qui al San Bortolo, alla luce dell'aggressione ai danni di una dottoressa che è avvenuta ieri. Oggi tutti insieme qui al San Bortolo per chiedere, insomma, che si risolva questo problema e che ci sia unità di intenti da parte di tutti. Sì, già da ieri questo senso di vicinanza alla dottoressa colpita, ma anche ai 110 che hanno segnalato l'anno scorso e a quelli che non segnalano perché tutto sommato accettano che ci possa essere una componente d'ansia non gestibile nei pazienti. Diciamo no, diciamo basta, siamo qui per curare e non per accettare le aggressioni dei pazienti e dei familiari dei pazienti. Ecco, lei parlava dei numeri del 2022 qui all'ULSS 8 che parlano di 110 aggressioni verbali e fisiche, quindi un'escalation che voi avete notato dopo il Covid soprattutto. È un fenomeno che stiamo monitorando negli ultimi anni, come da direttive nazionali e regionali sul tema. Numeri che diventano via via più importanti, ma aumenta anche la sensibilità degli operatori nel non accettare questo tipo di atteggiamenti da parte dei pazienti, anche quando sono più lievi, quindi non ovvio che la violenza fisica non la accetta nessuno, ma neanche l'insulto, neanche la pretesa ad alta voce, neanche l'offesa di fronte ad una sala d'attesa. Ecco, voi come state vivendo questa situazione? Un po' gli anni del Covid avevano elevato medici piuttosto che infermieri ad eroi, adesso vi sentite un po' aggrediti, depotenziati del vostro ruolo? Sì, ovviamente mette in discussione anche la nostra capacità di lavorare serenamente, su un lavoro che è già difficile per tanti motivi noti a tutti. Mettere in discussione la nostra serenità mette in discussione il livello di cura che riusciamo a garantire ai pazienti. Questo tipo di atteggiamenti ci sono dappertutto, nelle guardie mediche, negli studi di medicina generale, nel pronto soccorsi, nelle psichiatrie, ma anche nelle sale d'attesa degli ambulatori, quindi veramente siamo determinati a dire noi non lo accettiamo più. E poi addirittura voi state anche formando il personale sanitario per far fronte a questo tipo di necessità. Sì, sicuramente nella cassetta degli attrezzi servono anche strumenti per capire quando l'atteggiamento della persona che ho di fronte va oltre la normalità e sta montando in un atteggiamento che può sfociare nella violenza verbale o fisica. Quindi insegniamo ad analizzare le situazioni e diamo alcuni strumenti per cercare di detendere relazioni che stanno finendo nella direzione sbagliata.
Ecco, io ringrazio la dottoressa Cazzaro e restituisco la linea a voi allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, e torniamo subito con l'assessore regionale Roberto Marcato. A tra poco. Nuovo con l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto Roberto Marcato. Assessore, notizie abbastanza drammatiche dalle borse europee in seguito al crack della Silicon Valley Bank, e però un'economia del Veneto che nonostante tutto non è malandata, nel senso che molti imprenditori dicono stiamo ottenendo dei buoni risultati. Sì, allora, premettendo che nessuno può avere il dono di capire cosa sarà, che succederà domani, però al netto di tutto quello che sta succedendo nel mondo, compresa l'ennesima crisi bancario-finanziaria che arriva dagli Stati Uniti d'America, anche qua sarebbe opportuno fare qualche riflessione, però devo dire che anche tutte le analisi dei cosiddetti economisti che io ho letto anche alla fine dell'anno del 2022 che parlavano di recessione, la recessione non c'è. Ci può essere una contrazione rispetto alla crescita mastodontica che abbiamo avuto come Italia e soprattutto come Veneto nel 2022, però gli ordinativi sono aumentati, la produzione è aumentata. Noi in Veneto abbiamo una crescita del PIL anche in questi primi mesi che è la più forte di tutto il paese. Abbiamo un tasso di occupazione che è intorno al 5%, teniamo conto che il 3% è fisiologico, cioè o sotto a quello non vai, quindi siamo vicini alla disoccupazione fisiologica. Questo non vuol dire che va tutto bene, però insomma con l'auspicio e la speranza che la guerra finisca quanto prima. Insomma, la stretta energetica, la pressione sul costo energetico è diminuita, insomma, lo vediamo tutti, insomma, questi sono elementi. Dopodiché bisogna capire che il mondo è cambiato, che la Cina diventa il grande polo economico del mondo, per cui bisogna capire come relazionarsi nei confronti di questi mastodonti economici. L'Europa deve capire che se vuole giocare una partita economica internazionale non può rimanere in queste condizioni, deve essere un blocco economico e finanziario completamente diverso. Insomma, vanno fatte delle riflessioni anche un po' più grandi di noi. E nonostante tutto questo, il Veneto continua a essere motore economico del paese e uno dei motori d'Europa, ed è una cosa questa straordinaria, perché lo siamo ormai da anni, nonostante che ci siano molti studiosi e molti filosofi che ci spiegano che in realtà questo è un sistema fallimentare. Ecco. Intanto loro lo dicono, noi continuiamo a macinare performance. L'ultimo minuto, in tutto questo l'autonomia potrebbe essere davvero il detonatore. Il detonatore. Ma se lo capissero i meridionali, sarebbe il detonatore anche per loro. E invece qua si è proprio capito, la classe dirigente del Sud non vuole nessun tipo di autonomia, perché significherebbe mettersi a confronto ad armi pari sulle capacità organizzative e gestionali di quella classe dirigente, ed è per questo che loro non la vogliono. Ma sarebbe il detonatore per il Sud, per il Centro, per il Nord, darebbe finalmente fuoco alle polveri, perché libererebbe lacci e lacciuoli, appesantimento burocratico, darebbe possibilità di far emergere le capacità territoriali, le differenze territoriali. Questo è un paese straordinario nella sua diversità. No, invece dobbiamo omologare tutto in nome di Roma, perché guai a toccare questo totem, e tutti quelli che dicono che l'autonomia porterebbe a una differenza fra nord e sud sono degli imbecilli patentati che non si rendono conto che la differenza fra nord e sud è aumentata con il centralismo, non con l'autonomia. Un buon segnale è arrivato dal ministro del Sud, il primo ministro del Sud che dice che è favorevole all'autonomia, cioè Raffaele Fitto, no? Se non altro. È una persona che capisce, quindi speriamo contiamo anche sul suo aiuto. Speriamo di arrivarci presto. Allora, grazie a tutti, grazie all'assessore Roberto Marcato, grazie assessore
Grazie molte, ci rivediamo stasera con Focus alle 21:15 e domani con Focus TG alle 12. Buona giornata.